La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buongiorno e ben ritrovati con l'aggiornamento sui mercati nazionali ed internazionali, una giornata ancora una volta un po' sul saliscendi, è partita bene in Asia, meno bene la chiusura dei mercati europei, li vediamo insieme. A Milano la borsa chiude con un meno 1,30%, a Parigi meno 1,11%, la borsa spagnola, Madrid meno 1,25%, borsa di Francoforte, la borsa tedesca segna un meno 1,04%, Londra meno 0,59%, per il momento la migliore in Europa. L'indice europeo, l'Eurostock, segna un calo dell'1,18%. Anche i mercati americani hanno aperto la giornata con le contrattazioni con il segno negativo, vedremo se lo sviluppo della trattativa in corso inizierà tra poco. Islamabad tra Stati Uniti e Iran potrà invertire una tendenza. Per il momento il Dow Jones, il Nasdaq e lo Standard & Poor's perdono tra lo 0,10 e lo 0,80%. Cambio euro-dollaro sostanzialmente stabile intorno a un valore 1,17, poco variato anche l'oro, 4.797 dollari per oncia. Il petrolio invece riprende a salire con un rialzo vicino tra il 3,5 e il 4%, attorno agli 87 dollari per oncia. Per ora è tutto, grazie, buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse.